Rieccoci all'appuntamento del martedì, in rigorosa diretta, sono le 19:56 minuti, minuto più, minuto meno, in diretta con l'appuntamento del martedì, dicevo, il sindaco risponde, 19:30, 20:30, ospite in queste puntate viene il vice sindaco Andrea Micarizzi che risponde ovviamente a tutte le vostre domande, a tutti i vostri messaggi. Parlavamo prima ovviamente dei parcheggi selvaggi in via San Massimo e so che state facendo un lavoro importante di fronte allo IOV, avete terminato e adesso nella parte che continua poi va per andare verso il centro universitario, al CUS diciamo, sì. State facendo un'altra pista ciclabile e ci sono i lavori in corso. Com'è la situazione di quel manufatto lì? Sono due cantieri che si sono rincorsi, uno è terminato, uno è in corso, ma di fatto il lavoro è lo stesso, quindi via Gattamelata stiamo organizzando pezzo dopo pezzo la ciclabile protetta. Molto spesso in città noi abbiamo piste ciclabili che sono solo delle strisce a terra e che sono poi in carreggiata con le automobili e questo non va bene. E quindi noi nel finanziare interventi di ciclabilità, quindi nuove piste ciclabili, andiamo anche a finanziare interventi che mettono in sicurezza piste che oggi sono considerate dal punto di vista del codice della strada piste ciclabili, ma che in realtà non sono efficaci, non corrispondono a situazioni di sicurezza. Via Gattamelata è una di queste, la striscia per terra. Allora lì allo IOV si vede bene cosa abbiamo fatto, abbiamo rialzato la ciclabile ad altezza marciapiede, quindi l'abbiamo separata dalla strada mettendo il ciclista in sede protetta, riconfigurato la strada e organizzato anche dei posti auto che per gli utenti dello IOV insomma era molto, molto importante. Ora la stessa cosa la realizziamo anche da via Cornaro, diciamo che è la strada, la via dove c'è l'obitorio, andando verso la Stanga, verso il Ponte Ariosto, verso i campi del CUS, appunto come diceva. E quindi più o meno specularmente andremo a rialzare la ciclabile che era segnata a terra e quindi a separarla dalla strada, proteggere il ciclista in questo modo. Tra l'altro quella era una situazione molto fastidiosa perché tante persone parcheggiavano su quella ciclabile, costringendo il ciclista a buttarsi in strada. Però come si diceva prima... Eccola qui, guardi, brava la regia, lavori... bravo Claudio, Marco che l'hanno condannato. Regia straordinaria, sono lavori che sono iniziati i primi di ottobre, però come si diceva prima appunto quella era un'esigenza anche di parcheggi, quindi l'automobilista indisciplinato però cercava posto, quindi noi realizzeremo in quel tratto due piste ciclabili, una per senso di marcia innalzata, protetta in sede propria, e ricaveremo anche dei parcheggi regolari. Quindi anche sulla parte destra farete la stessa cosa? Sì. O solo da un lato? Sì, anche dalla parte destra. Ma c'è lo spazio, mica lì? Sì, quindi risaniamo anche i marciapiedi e quindi... Pensavo solo da quella parte io, perché dalla parte destra davvero... No, sistemiamo entrambi i lati e poi ricaviamo anche dei posti auto. Va bene, staremo a vedere questo lavoro che sarà molto importante. Una cosa le chiedo, Micarizzi, e che mi è anche molto cara. Oggi i ciclisti, i pedoni sono indisciplinati, molto indisciplinati, però chiaramente essendo i soggetti più deboli, ovviamente durante l'attraversamento sulle strisce pedonali, sia per quanto riguarda le biciclette, perché noi diventiamo bravi quando siamo in macchina, bravissimi quando siamo in bicicletta e ancora più bravi quando siamo a piedi. Sì. Vogliamo aver ragione in tutti e tre i casi. Detto questo, che è una battuta, però detto questo, non è che sia il caso di fare un investimento anche nell'illuminare le segnaletiche degli attraversamenti pedonali e renderli anche quelli più sicuri? Perché le dico, le potrei citare molti attraversamenti che sono al buio, molti attraversamenti che arrivano, le biciclette passano, che lei conoscerà ovviamente meglio di me perché le vive quotidianamente, e cioè valutare questa situazione credo sia una valutazione che deve essere fatta con molta attenzione, perché in certi paesi, in certe città le piste, le strisce pedonali sono molto illuminate per farle vedere. Qui ce ne sono molte di buie, molto buie. È sicuramente vero quello che dice, anche noi abbiamo tanti attraversamenti pedonali rialzati, illuminati, addirittura anche con illuminati pochi, mi sembra Micarizzi. Rialzati è vero, illuminati molto pochi, Faccio l'avvocato di Alma, sì, no, ma certo, vedo, ne abbiamo anche, stavo dicendo, dove invece bisogna arrivare con l'intervento di illuminazione, perché ogni attraversamento pedonale deve avere un'illuminazione dedicata, anche più forte, perché
la sera l'automobilista si accorga dalla luce che c'è una situazione di attenzione in più. Stiamo installando anche gli attraversamenti pedonali luminosi, quelli che hanno un sensore e quindi avvisano l'automobilista con dei piccoli lampeggi che ovviamente non abbagliano, ma che danno... Io non ho visto nemmeno uno di questi. Ne abbiamo una quindicina almeno. Già in essere? Ovviamente, già in essere? Sì. Ovviamente gli attraversamenti pedonali in città sono centinaia, anzi migliaia, quindi il caso buio ci sarà sempre, noi dobbiamo lavorare per... Io credo, Michalizzi, che nel fare uno studio si sa che quelli che sono più frequentati e quelli che più pericolosi, perché è chiaro che tutti non possono essere illuminati, sono d'accordo con lei, perché sarebbe una cosa... Dobbiamo arrivare a quello però. Un po' alla volta almeno cominciamo con quelli più pericolosi per poi arrivare al completamento, perché davvero succedono quotidianamente, puntualmente gli incidenti sulle stesse pedonali. Ma alle volte anche gli interventi che facciamo, e il PNRR ce ne ha finanziati molti, di ciclabili. Alle volte usiamo il termine ciclabile un po' in modo troppo generico. Sono interventi di sicurezza stradale a tutto tondo, perché allarghiamo il marciapiede, diamo una sede alle biciclette, però sistemiamo l'attraversamento pedonale, rifacciamo l'illuminazione, e nel rifare l'illuminazione non solo mettiamo un impianto nuovo a LED dove magari prima era incandescenza, ma mettiamo un'illuminazione consona anche sull'attraversamento pedonale. Pensiamo a Via Manzoni, dove abbiamo realizzato quella rotatoria, per esempio, che era un attraversamento molto difficile sia per le auto, perché l'incrocio era Y, ma anche per i pedoni. Quando si è fatto quell'intervento poi si è pensato a un sistema di sicurezza a tutto tondo, con gli attraversamenti rialzati, con l'illuminazione dedicata. Man mano che si lavora bisognerebbe riuscire a rispondere un po' a tutti questi criteri. Le do fretta perché ho telefonato per questo motivo. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono la signora Giovanna, parlo da San Bellino, quartiere di Padova. Prego signora Giovanna. Ecco, volevo fare un'osservazione, se era possibile anche cercare di correggere o cercare di far lavorare i proprietari di certe siepi durante i marciapiedi, che caspita, più di mezzo metro di siepe fuori nel marciapiede, all'interno non hanno la siepe, e noi passeggiando sul marciapiede praticamente se stiamo in due o se ho una carrozzina devo andare fuori in strada, o mi gratto, diciamo, passo proprio sopra la siepe che adesso è tutta bagnata, quindi ci si sporca anche i sopravviti. E questo è una cosa che non è la prima volta che la faccio osservare, l'ho fatto osservare anche tanto tempo fa, con un po' un po' di educazione, l'ho fatto osservare anche a un paio di proprietari, però come non avessi neanche parlato. Sta parlando, signora, di via Induno? Parlo di via Jacopo della Quercia, in via della Quercia, via del Giglio, via Guardi, io le dico le vie che frequento, che frequento di più, posso parlare di quelle, ma penso che ce ne siano altre. Certo. Grazie dottor Michalizzi. Grazie signora Giovanna. Grazie. Ovviamente va bene, sentiamo. È vero, no? Le citavo via Induno perché ultimamente ho segnalato una situazione che era lì, siccome è una strada di San Bellino pensavo appunto che la signora si riferisse a quello, però in effetti è generalizzato alle volte. I privati non si curano dello spazio pubblico, siccome è di tutti, non è di nessuno, è se vero, lo prendono anche. 4 messaggi, Michalizzi. Iniziamo col primo. Prego. Vai Dennis. Buonasera Michalizzi, vogliamo specificare che in via Chiesa Nuova ci sono 2 T-Red e nessun autovelox come invece continuo a sentire? Grazie Enrico. Confermo, e quindi abbiamo specificato. Andiamo con l'altro messaggio, è stato chiarissimo. Michalizzi per una volta è stato chiarissimo. Non sono chiaro? Sì, è chiaro, era una battuta la mia. Scherzo anch'io. No, perché poi la risposta era molto semplice. L'ha data lui. Esatto, l'ha data lui. Prego. Alla mattina piazza Mazzini è paralizzata. È possibile mettere un vigile dalle 8 alle 9 del mattino all'imbocco di via Trieste da viale Codalunga per regolare il traffico pedonale? Essendoci lì una rotatoria, i pedoni e i ciclisti hanno la precedenza, ma il grande flusso che arriva dalla stazione fa da tappo. Il cittadino sta segnalando una situazione vera, c'è il cantiere di piazza Mazzini che sta riorganizzando la nuova piazza con la nuova illuminazione.
c'è anche una viabilità nuova e il cantiere crea tutta una serie di disordini e bisogna che interveniamo, anche correggiamo l'impostazione che adesso è provvisoria, perché appunto si tratta di un cantiere di uscita dal quartiere di Piazza Mazzini, quindi via Cito da Perugia, via delle Palme, insomma, che escono su viale Codalunga, quindi poi per andare in via Trieste, la manovra che diceva la signora. Quindi oggi è vero che c'è una situazione un po' di confusione, soprattutto nell'ora di punta, ma è anche una situazione dettata dal cantiere e correggeremo, sistemeremo anche alcune cose che oggi avvengono perché in una situazione un po' di, appunto di cantiere, ma in via definitiva andranno sistemate. Quindi insomma stiamo osservando, bisogna un po' pazientare in questa fase di cantiere. Prima lo dicevo, tanti cittadini ci dicono forza con questi cantieri avanti, perché alle volte impattano anche poi sulla viabilità, creando anche qualche disagio. Grazie per la pazienza. Terzo messaggio, credo, Denis. Sì, terzo messaggio. In via Maroncelli è stata costruita una rotonda con annessa illuminazione e piste ciclabili. Le vie limitrofe, però, come ad esempio via Primo Visentin, necessitano di nuova illuminazione. Attualmente ci sono lampade molto pericolose, obsolete e che con un forte maltempo possono anche cadere. Marco. È vero. Mi segnali, Marco, alla mail magari se ci sono insomma, lampade in situazione pericolosa, comunque vado a verificare. E come dicevo prima, quando si fa un intervento in strada poi cerchiamo di sistemare tutta la situazione di quella strada e quindi anche se la stanga in quella zona lì di via Maroncelli, nelle laterali di via Mamiani, via Manara, insomma il quartierino che citava prima il signore, non siamo ancora arrivati con l'investimento della nuova illuminazione pubblica, ma siccome stiamo rifacendo la rotatoria, i marciapiedi e la pista ciclabile anche qui in quota di via Maroncelli, ne approfittiamo e facciamo la nuova illuminazione in quella strada in modo tale che una volta lavoriamo e facciamo la strada a tutto tondo. È vero che è un intervento localizzato, cioè non si tratta di un intervento di illuminazione generale, ma di un intervento di risanamento di quella strada, che è una strada di accesso al quartiere. Quarto e ultimo messaggio di questa serie. Prato della Valle, ingresso al parcheggio. Al sabato è un continuo entrare ed uscire di auto, ma in quel punto c'è la fermata dell'autobus con tante persone che aspettano l'autobus. Sarebbe opportuno spostare l'uno o l'altro per evitare qualche investimento. Ok, me la faccio verificare questa, grazie. In effetti anch'io, che quando torno a casa, abitavo a Volta Barozzo e torno per di là, via 58esimo Fanteria a prenderlo, nelle ore di punta l'ingresso del parcheggio crea molta confusione. Va bene, nell'attesa di preparare altri messaggi, il Comune di Padova ha pubblicato 4 avvisi per la concessione della durata di 15 anni di 4 spazi lungo il Piovego. Gli avvisi sono rivolti ad operatori turistici e commerciali interessati alla concessione di uno spazio acqueo lungo il tratto dal Piovego tra Piazzale Boschetti e Porta Portello. Mi vuole spiegare bene cosa vuol dire uno spazio acqueo? Cioè, fate un ristorante all'interno dell'acqua, cioè cosa? Noi vogliamo e dobbiamo valorizzare i nostri canali interni. Tra l'altro abbiamo avuto anche la siccità che ci ha posto, come dire, attenzione su questo tema, perché le acque sono una caratteristica della nostra città e noi abbiamo dei canali interni, il Piovego, ma non solo, insomma, che sono navigabili. E abbiamo anche delle compagnie di navigazione che esercitano anche una loro funzione, c'è turismo. Sono 40.000 i turisti che l'anno che sono veicolati, che utilizzano le vie d'acqua, che arrivano a Padova, utilizzano le vie d'acqua padovane. Insomma, il turismo fluviale padovano vale 40.000 persone circa ed è un turismo che noi possiamo implementare perché potremo intercettare i giri dei turistici fluviali, per esempio delle ville del Brenta, che è un circuito molto battuto, oppure per le vie di Fusina, insomma, arrivare fino in laguna e quindi da Venezia. Ma allora queste concessioni, in parole povere.
Queste concessioni servono proprio per consentire alle compagnie di navigazione di acquistare degli spazi acque e poter avere delle proprie basi, diciamo, dei propri attracchi. Una piccola Darsenal, definiamola così, va bene? Per una compagnia di navigazione, Ovviamente, non per... ovviamente, ecco. non si può neanche fare una Darsenal. e quindi, insomma, cominciare ad attrezzare i nostri canali interni per questo tipo di cose. Quindi vuol dire che nella concessione uno se l'acquista, se la paga ed è alla concessione per 15 anni, 15 poi anni. automaticamente passa di proprietà del comune? La proprietà è del comune, il comune bandisce la gestione di 15 anni in 15 anni. E chi la paga? Il conduttore, quindi la compagnia di navigazione in questo caso. È vero, lei prima ha fatto una battuta che sono concessioni per attività commerciali, quindi in alcuni posti noi vediamo anche che ci sono delle chiatte galleggianti che sono magari un bar, un posto dove fare aperitivo al fiume, piuttosto che un negozio di fiori, o attività che si possono svolgere al fiume, oppure attività di noleggio, piccole imbarcazioni per chi vuole farsi il giro. Quindi spazio, come dire, anche all'imprenditoria, alla fantasia del privato. Intanto queste 4 postazioni sono messe a bando e quindi riceveremo le offerte di chi le vuole utilizzare. Lei lo sai, quando dice la parola fiori, magari qualche suo assistente ci ascolta e sbaglia nell'acquistare i fiori. Bisogna quindi mi fare raccomando che la sua assistente acquisti i fiori per bene, perché altrimenti poi si arrabbia. Detto questa battuta, c'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo e da dove? Don Beniamino da Padova. Che zona di Padova? Crocefisso. Prego Beniamino. Niente, noi abbiamo, forse lo sa anche l'assessore, a parte i marciapiedi qui che pista ciclabile, fanno di tutto, però è largo un metro, il problema lo conosce e penso il comune, perché più di qualche volta eccetera abbiamo interpellato, perché sì, piste ciclabili ci sono, però sappiamo che in realtà sono poco più di un marciapiede, poco meno anche di un marciapiede, nel mio caso. Ma non ho chiamato per questo, perché anche per questo, ma più che altro perché di fronte praticamente al vicolo nostro c'era un benzinaio, angolo via Marciri, non so se è presente, c'era un benzinaio dell'Agip. L'ultimo titolare è quello che si è suicidato vicino tra l'altro all'ospedale, eccetera, no? Che aveva anche questo benzinaio qua. Adesso quel benzinaio là è chiuso, praticamente non c'è più, hanno smantellato tutto, bonificato, messo 3 alberi e chiuso, penso che lo sappia il sindaco, eccetera. E chiedevo, visto che è un po' anche noi parcheggi qua praticamente siamo a zero e purtroppo le costruzioni state fatte nel dopoguerra, ci sono queste case che vanno in strada e non c'è proprio, da noi proprio il parcheggio non esiste praticamente, e quindi quando ci viene a trovare qualcuno in strada non puoi mettere perché ci sono i pali. La strada via Bembo non è esageratamente larga, sappiamo che insomma non puoi passare di strada. Quindi cosa chiede? Quindi chiedo che perlomeno il parcheggio dove c'è questo benzinaio, visto che ha fatto anche alla Cella, hanno comprato aree ex benzinai, di fare almeno lei un parcheggio, insomma, perlomeno chiedevo cosa ha intenzione di fare per il Crocefisso, perché il Crocefisso è un po' così. È un po' la terra di nessuno, onestamente, da quello che posso vedere. Grazie. Altre domande al vice sindaco? No, lo ringrazio se riusciamo a fare qualcosa, anche ecco, adesso le darò subito il Crocefisso è un po' così. Grazie della telefonata, le darò una risposta. Aggiungo a quello che ha detto il nostro telespettatore che ci sono molti benzinai dismessi. Citiamo quello di fronte all'aeroporto Allegri, e lì sono, immagino, di proprietà privata. Si può fare qualcosa, quantomeno come diceva il telespettatore, se possono essere acquistati dal comune per creare parcheggi, creare luoghi pubblici, perché sono davvero brutti nel vedere lì questo pezzo di asfalto messo lì inutilizzato. Sì, e noi questo filone come dire, lo stiamo solcando, diciamo, e non sono partite semplici, perché non sempre i proprietari, le compagnie petrolifere, sono disponibili a cedere il bene, quindi qualche volta procediamo per esproprio, è capitato per esempio in via Manzoni, oppure al Bassanello, dove c'erano gli ex distributori e dove adesso invece c'è, insomma, quel parcheggio e tra poco anche un servizio. L'area a cui fa riferimento il signore, se non ho capito male, quella che ho in testa io, è quella all'angolo tra via Marsilli e via Bembo. Lì bisognerà contattare
il proprietario, quindi la compagnia petrolifera, e verificare la loro disponibilità a cedere patrimonio pubblico. Io me lo segno perché è un bel tema, in effetti ha ragione il signore, e anche quello che diceva lei adesso, insomma, perché poi spesso queste aree risultano abbandonate, potrebbero quantomeno svolgere una funzione, insomma, o di parcheggio, o nelle zone in cui serve, o essere un attimo allestite meglio. Certo che l'idea che tutto ciò che è abbandonato se ne fa carico il comune, la collettività, insomma, è molto dispersivo. È compito nostro però, insomma, sicuramente farci come dire, parte diligente e capire se alle volte si può mettere insieme l'esigenza privata con quella pubblica. In alcuni casi ci siamo riusciti oppure si può mettere magari con un investimento che nel tempo, se fa un parcheggio, possa essere quantomeno in parte rientrato. Ma infatti stiamo facendo così per esempio all'Arcella, dove 2 ex distributori, uno è già attivo il parcheggio, un altro lo sarà a breve, è già pronto, serve solo l'ultimo passaggio, come dire, di proprietà. In un caso APS, la holding, la nostra società che gestisce i parcheggi, lo ha preso in affitto e quindi lo gestisce, e quindi paga un affitto ma trae un profitto dai parcheggi. Nell'altro caso l'ha acquistato. Perfetto, e vede che si può fare un po' di qua. No, ma infatti io ringrazio anche Beniamino. Anche il telespettatore, ricordo anche il marciapiede, perché l'ha citato, però è quello che dicevo prima, ha ragione. Ha già protestato su io mi arrabbio ogni tanto, però mi piacerebbe avere risorse per intervenire su tutto in modo istantaneo, però alle volte le ciclabili o sono strisce a terra o sono strisce in un marciapiede piccolo, e quindi interveniamo per allargare, come in via Gattamelata, ma come stiamo facendo in via Canestrini. Ci vogliono soldi anche lì, insomma. Tanti soldi. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte con il vice sindaco Andrea Michalizia, tra poco.